A picco la compravendita di case nella città di Belluno, mettendo a confronto il trimestre gennaio-marzo 2024 con quello dello scorso anno, si registra un calo del 21% in città. Questo il tema proposto oggi in apertura dal Gazzettino di Belluno, che sottolinea che nel resto della provincia, per fortuna, il calo è stato minore dell'8,3%. Un tema, quello delle case, che viene ripreso con evidenza anche dal Corriere delle Alpi in relazione alla assemblea di Confedilizia Belluno che si è tenuta ieri, nell'ambito della quale è anche emerso il problema degli appartamenti vuoti o sfitti che faticano ad essere affittati ai lavoratori, pur essendocene un gran bisogno e anche una notevole richiesta da parte delle aziende interessate a nuovi dipendenti. Una difficoltà ad affittare è stato sottolineato per la paura da parte di tanti proprietari di vedersi restituire l'immobile in condizioni pessime, con la necessità di intervenire e spendere soldi. Di qui la richiesta di rassicurazioni e una disponibilità ad affittare direttamente alle imprese che si facciano garanti rispetto poi alla restituzione dell'immobile. Un tema che è già stato affrontato, per il quale già si cominciano a vedere qualche prospettiva di soluzione, anche per esempio col progetto Primavera Casa, che cerca appunto di mettere insieme le varie parti, anche fornendo garanzia da parte delle imprese. Il tema è comunque rilevante perché sono stimate in circa 50.000 gli appartamenti sfitti e vuoti che potrebbero essere affittati in provincia di Belluno. Un numero davvero notevole. Ma torniamo sul Gazzettino di Belluno. Il tema della compravendita delle case è approfondito a pagina 3, pagina nella quale si fa appunto anche la relazione dell'assemblea di Confedilizia tenutasi ieri a Belluno. Confedilizia che ha anche lanciato un altro allarme: basta con la tassazione della proprietà. È un modo anche per incentivare e superare il problema degli affitti che si diceva prima, è appunto quello, secondo Confedilizia, di alleggerire il carico fiscale sulle spalle dei proprietari. Un altro tema messo in evidenza oggi dal Gazzettino di Belluno è quello relativo al dono del sangue. Ieri c'è stato un punto stampa proposto su questo tema dalla ULSS 1 Dolomiti, punto stampa nel quale è stato sottolineato che Belluno e Feltre esportano, la parola è scritta tra virgolette, sangue. I volontari in provincia che donano sangue sono sempre più generosi. Cagliari, Mestre, Padova e Verona continuano a ricevere migliaia di donazioni provenienti dalla ULSS 1 Dolomiti. E continua anche la collaborazione con l'Università di Padova per la medicina rigenerativa. È stato fatto il punto anche sulla realtà della BVS, della FDVS, le associazioni di volontari bellunese e feltrina, 78 sezioni e sempre più giovani e donne. Questo grazie anche all'impegno delle stesse sezioni, che cercano sempre di più di coinvolgere anche le giovani generazioni, facendo loro percepire l'importanza di questa forma di volontariato. Ma andiamo avanti, sempre sulle pagine del Gazzettino di Belluno, ed ecco l'articolo che presenta una nuova iniziativa della diocesi di Belluno-Feltre, quella di aprire un centro di ascolto per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Titola il Gazzettino:
diocesi un centro di ascolto anti-abusi. Dopo aver istituito un'equipe dedicata appunto alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, continua il progetto della Chiesa in questo settore, con l'apertura di un nuovo sportello al centro Giovanni XXIII di Belluno, sportello che verrà aperto dal prossimo 10 luglio, il mercoledì ogni 2 settimane, dalle 17 alle 19:30. Animali selvatici investiti, un pool di esperti per le emergenze. La provincia di Belluno avvia i corsi di formazione per operatori chiamati a intervenire in caso di investimento di fauna selvatica. A volte infatti gli animali investiti muoiono, altre volte rimangono feriti e necessitano di una valutazione specifica e attenta da persone esperte per poter capire come intervenire per garantire il massimo sollievo possibile agli animali. Un intervento che è preferibile venga effettuato da operatori dedicati a questo aspetto, senza impegnare le forze di soccorso come la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco. Ed eccoci alla città di Belluno. Lambioi e Sottocastello, vie chiuse per 4 mesi. I divieti sono necessari per consentire i lavori di sistemazione dell'area verde di Lambioi con un sottopassaggio verso Parco Emilio. L'amministrazione comunale ha convocato un incontro pubblico per martedì in cui illustrerà ai bellunesi cosa accadrà, con l'intento anche di trovare insieme la migliore soluzione possibile. L'assessore Roccon ieri ha distribuito gli inviti, spiegheremo il progetto che certamente causerà qualche disagio. Via le barriere da Palazzo Migliorini. Siamo sempre a Belluno. Il sindaco annuncia i lavori nella sede dell'ufficio tecnico comunale che così sarà accessibile a tutti. Entra col coltello dal giudice di pace. Arrivano i vigili e scatta la denuncia. La persona indagata trovata in via Tasso con un multiuso in borsa. Ed eccoci a Feltre. Festa della musica, data 0, poi il clou tra rock, funk e jazz. Questa sera l'anteprima in Piazza Isola. 6 i gruppi musicali che si alterneranno nelle piazze il 22 giugno e il 21. Walter Band. Il preside reggente Busetto al posto del preside Be. L'ufficio scolastico ha nominato il sostituto del dirigente scomparso. Andiamo ancora avanti sulle pagine del Gazzettino di Belluno. Siamo nel feltrino biodiversità. Acque più povere. Presentati i risultati del progetto degli studenti sullo stato di salute di Stizzon, Sonna e Colmeda. I lavori relativi all'analisi su questi torrenti esposti nella sede di Dolomiti Hub. I dati della ricerca diffusi anche con un podcast. Gestione esemplare. Evco premiata. Il magazine Industria Felix inserisce l'azienda di rifrigerazione di Sedico tra le 48 migliori del nord-est dal punto di vista della affidabilità. In Veneto il riconoscimento, giunto alla 58esima edizione, è stato attribuito ad altre 15 imprese, nessuna del bellunese. Arricchisci il sentiero. Nuove panchine sul lungolago nel verde tra Farra e Poiatte in Alpago, di fronte appunto al lago di Santa Croce. Ed eccoci ad Agordo.
Luxottica e Valcozzena più sicure. Valcozzena, scusate, più sicure. C'era rischio idraulico 3, ora è azzerato. Presentata ieri la maxi opera di 4 milioni di euro che blinda l'area che nel 1966, con l'alluvione di allora, venne allagata. L'intervento, che ha interessato l'argine del Cordevole, è stato spiegato dall'assessore Bottacin, uno dei 1800 cantieri che sono stati attivati. Occhiali made in Agordino donati ai capi di Stato riuniti al G7 in Puglia. Ancora una volta, sottolinea il Gazzettino, il prodotto Blackfin, simbolo dell'eccellenza regalato al Summit come fu già al G8. Ed eccoci a Cortina, mercato, esordio flop a Pian da Lago. Una dozzina di ambulanti dei 30 consueti e pochi clienti nella nuova sede dopo lo sfratto dall'ex stazione per l'avvio del cantiere di sistemazione appunto della ex stazione. Giorni contati anche per lo storico chiosco che vende giornali. I gestori non sono convinti dell'alternativa proposta dal comune. E per quanto riguarda il Comelico, Dolomiti Bus fa retromarcia e integra l'orario estivo con una nuova corsa alle 7:10 da mare per andare incontro alle esigenze, alle richieste dei lavoratori pendolari che devono andare in altre zone per lavoro in Cadore e anche a Longarone. E torniamo a Cortina, il meteo non spaventa i turisti estivi, le prenotazioni ancora in aumento. Gli eventi sportivi in programma fanno da traino al treno con presenza di giovani, ma cruciale è l'eco dei Giochi 2026. Questa è la valutazione degli albergatori di Cortina, ma dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi, che apre l'edizione odierna dando conto dell'impegno del vescovo della diocesi di Belluno e Feltre contro gli abusi. Nel titolo riportata una dichiarazione del vescovo Renato Marangoni: la Chiesa bellunese vuole essere una comunità trasparente, aderiremo anche all'apposita indagine prevista dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. E la diocesi intanto apre un centro di ascolto per accogliere segnalazioni di violenze a minori in parrocchie e Grest, un centro di ascolto appunto per la tutela ai minori e anche degli adulti fragili. Il tema viene naturalmente ripreso anche all'interno del giornale, spiegando, dando conto della conferenza stampa che si è tenuta ieri in curia a Belluno e con la presenza anche di quasi tutti i membri dell'equipe costituita dalla diocesi proprio per seguire questo tema degli abusi e della tutela dei minori e delle altre persone fragili, con un occhio particolare anche non soltanto alla denuncia, ma soprattutto alla prevenzione, per creare una cultura nelle comunità di attenzione, tutela e cura. Ma la parte di Belluno, riservata alla provincia di Belluno del Corriere delle Alpi, si apre con la cronaca dell'assemblea di Confedilizia di ieri. Abbiamo già detto del problema degli affitti ai lavoratori che cercano casa e viene presentata anche la nuova organizzazione di Confedilizia Belluno che è stata approvata ieri. Le delegazioni comunali adesso saranno accorpate in 7 macro aree che esprimeranno fino a 5 delegati, una scelta per rendere più efficace il lavoro della Confedilizia. E poi a Belluno la notizia dell'avvio in luglio dei cantieri con la chiusura delle vie Lambio e Stoccastelle
e del prossimo vertice con i cittadini per cercare appunto le soluzioni migliori per ridurre al massimo i disagi. E poi ancora il tema delle donazioni di sangue che sono in aumento in provincia di Belluno. Grazie agli oltre 7.800 donatori attivi nelle associazioni di volontariato, l'ULSS Dolomiti è in grado di rifornire anche altre province. Bene l'attività di medicina rigenerativa e di gestione dei pazienti chirurgici. Cervi e caprioli feriti dalle auto. Un team di esperti per i soccorsi. La provincia avvia i corsi per formare personale che intervenga dopo gli incidenti. Dovrà valutare se l'animale può riprendersi o se deve essere soppresso, con l'obiettivo di garantire appunto il massimo benessere per l'animale stesso. Schianto ieri in via Prade a Belluno. Un minore contuso portato all'ospedale San Martino. Una staffetta per la pace, gli alpini della Cadore e quelli della Carnia uniti dal tagliamento. Ieri la prima tappa della corsa dal Passo della Mauria a Forni di Sopra. Nel weekend 2000 penne nere bellunesi al raduno triveneto degli alpini di Bibione. A Feltre, riuscito il ritorno di Cicchettiamo tra calici e musica. La festa è in centro, l'appuntamento enogastronomico mancava ormai dal 2018. Zappelli, la voce si è sparsa, pubblico anche dal Trevigiano e alcune fotografie testimoniano anche l'affluenza a questo appuntamento. Torna la festa della musica, sempre a Feltre. Concerti in centro storico il 21 e 22 giugno, prologo stasera con gli Smile. Archivi alla ex Luzzo a Feltre. Pronto il progetto, il comune accorperà i documenti nel seminterrato, necessari lavori di manutenzione prima del trasloco. E poi dalla zona industriale di Feltrina un'altra bella notizia, la Clivet fa crescere la sua rete all'estero, una nuova sede a Berlino e c'è anche l'immagine del taglio del nastro per la inaugurazione. Siamo sempre a Feltre, la trevigiana Annalisa Basso dirigerà l'azienda feltrina. La coordinatrice del Centro per l'Autismo dell'ULSS 2 è stata commissario al GRIS, il presidente Bortolo Simoni. L'inizio della sua attività atteso per settembre a capo appunto dell'azienda feltrina per i servizi alla persona. Faranno capo a lei anche le case di riposo, oltre che a quella di Feltre, di Cesio e i servizi sociali. Un'estate per altri, giovani e associazioni insieme a favore della comunità, un'iniziativa che riguarda Sospirolo, dove torna il progetto Noi nella realtà per la fascia 14-18 anni. Serve una disponibilità di 40 ore totali, in premio 50 euro. L'intento è anche portare i ragazzi a conoscere in realtà sempre in cerca di nuova linfa, di nuovi aderenti. Oggi l'ultimo giorno utile per le iscrizioni, perfezionabili anche via telefono in comune. E un'altra iniziativa di coinvolgimento, prendersi cura, non solo slogan, nell'impegno di Civica Mente al via mercoledì tra Limana e Borgovalbelluna, questa iniziativa che spiega l'importanza di fare rete. Soverzene, rifacimento delle vie del centro, presentata la fase 2 dell'intervento. Il sindaco Burigo, inizieremo in estate, ne approfitteremo anche per risolvere criticità pregresse. Panchine panoramiche sulla passeggiata al lago di Santa Croce nel tratto Farra-Poiatte in comune di Alpago. La cura e l'abbellimento dei percorsi naturalistici alla base del progetto comunale denominato Arricchisci un sentiero, basato sul partenariato sociale.
pronti ad andare a raccogliere le denunce nelle case. Dopo la chiusura della caserma dei carabinieri a Gosaldo, il colonnello provinciale Pigozzo in persona è salito appunto a Gosaldo a rassicurare i cittadini, confermando che i carabinieri non abbandoneranno il paese e appunto sono anche pronti ad andare a raccogliere le denunce nelle case. Agordo, arginatura del cordevole, lavori finiti e rischio azzerato. Un'opera costata 2,5 milioni realizzata a Valcozzena, a valle della Luxottica. L'assessore Bottacin: prima di quest'opera il grado di pericolosità qui era 3/4. Sagra di Rivamonte, un tavolo riservato alle persone con disabilità. Cortina, l'estate non decolla per via della pioggia, ma le prospettive restano buone. L'asso albergatori fa i conti con un mese di giugno difficile. Pirro, luglio però è già un punto avanti rispetto al 2023. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.